intanto andiamo a leggere i nomi di queste splendide 16 protagoniste che hanno dato vita a questa 2 giorni di incontro tradizionale a Possagno per la Coppa Veneto, e quindi sono state protagoniste di Olimpia, Bulgor, Zanè, Bulgar, Preacqui, Costa, Cosmos, Ulpi, Zaccheria, Chiave, Pallavolo Massalzago, Montecchio Volley, William Grilli, Ballar, Capodarseno Volley, la Piave Volley, QN Padova, Al-Sugana Volley, con 16 volley 86, Eagle Metalon, Wayne Volley Team, Adone Schio, ovviamente le 2 finaliste, Volley Treviso e Urban Volley. Ancora l'applauso per le 16 fantastiche squadre di questa Coppa. Complimenti a tutti ragazzi.
Monica Manezzo Padova, secondo arbitro Fabio Culin, lo dico al popolo Federico Scatinello e Luca Carbona. Sempre qua. E pronti per la foto, ecco i ragazzi, volley Treviso! Ed ecco i ragazzi Urban Volley! Ora possiamo iniziare con gli starting player partendo dal volley Treviso numero 1 Stefano Ardizzon, il numero 4 Alessandro Pasini, il numero 10 Tommaso Mazzon, numero 14 Benedetto Zanco, Arturo Gresman, numero 18 Edoardo Pozzolon, numero 26 Luca Manegazzo, numero 70 Margarita Corriere, Simone Caporetto. E ora i ragazzi Urban Volley schierano il campo numero 5 Giulio Battarin, con il numero 7 Matteo Lovato, numero 8 Nicolò Tripoi, con il 9 Arvise Petiziol, e il numero 10 Angelo Bonetta, con il 16 Nicolò Lamon, il 2 numero 14 Riccardo Palasco, numero 15 Giacomo Clabbia, in tacchina coach Marco Parina. Bocca al lupo ovviamente alle due squadre
L'attacco vincente che va il 3-6. Ora al servizio numero 7, capitano Rovando. Assegno il numero 1 di Treviso, trova l'angolo opposto, ma impossibile da difendere, 4-7. Al servizio super numero 16 Niccolò Lamonna.
ancora Treviso, Arvidsson. Sul 5-10 del primo time-out del match. Guarda, guarda, Pronti a partire dopo il time-out. Benedetto Zacco. Passo gol. Porta a più 7 il vantaggio di Treviso. Si porta sul 5-13. Eccola qui il servizio Zacco. E arriva al punto del 5-14. Torna al punto Urban 6-14. Quindi 6-15. Quindi vola sul più 10, c'è intanto il cambio per Colle Treviso, il numero 12 Lorenzo Zanata, esce il numero 15 Arturo Gaspagna. Questo è il cambio di coach Capelletto.
il time out. Noi ricordiamo che questa finale si giocherà al medio dei 3 set con set al 21 ed eventuale terzo set al 15. Poi a seguire naturalmente la premiazione, andremo ad abbracciare tutte le squadre protagoniste di questa Coppa Veneto Under 13 maschile. Potrete andare a rivedere tutti i momenti più belli sui canali social di Coppa Veneto. Al servizio Battarin. Alla prima termina out per il 7-18. Spinge questa palla, c'è il cambio Urban, il numero 12 Alex Rosegan, il secondo nome Alvise Petizion, cambio anche per Gol Treviso, entra il numero 13 Alvise Memo. Esce il numero 4 Alessandro Pasini, questi cambi bello fatto, lungo linea, Capitano Lobato, 8-19. Musica. Ancora una volta Paolo Vatto incrocia con la diagonale per il 9-19. Grande momento per Urban, interrompe la scia positiva Urban.
Treviso conclude quindi questo primo set, quindi situazione che vede Treviso avanti un set a 0. Ed ecco quindi le squadre che stanno per rientrare in campo in questa finalissima Coppa Veneto Under 13 maschile, Coppa Treviso, Urbana Volley, due squadre che si sono conquistate l'accesso all'ultimo anno di questa meravigliosa 2 giorni sportiva. Al primo punto del secondo set per Volley Treviso 1-0. Santo. Per Arabinson 2-0. Quindi arrivare al terzo punto dei ragazzi di coach Campetto.
seconda di precisione per il 5-1. Pizziol vince la sfida con il duro avversario e trova il secondo punto. È il capitano a regalare il sesto punto. Quale vuoi? L'unica c'è il timeout chiesto da Urban College. Servizio seconda. Tommaso Razzone gruppa il tocco 1 che regala il 9-3. In campo piazza 9-4. Muro Urban, capitano Vato non fa passare con la palla. 9-5.
servizio Mazzone Assegno. Attenzione per 10-6. Golletta al servizio. Alessandro Brasini. Allora gli dico, ti tengo io da dietro. Torniamo per questa palla. Quindi a Coccia Urban volley 11-7 al servizio del capitano Lovato. Macchina. Passa seriamente questa palla con il punto previsto 12-7. Approfittiamo per mandare un saluto ai tifosi del volley Treviso. Parte il saluto per i tifosi Urban Volley. E ora un applauso per le 16 fantastiche squadre di questa Coppa Veneto. Attenzione, 15-7. C'è l'infrazione, il palleggio e il punto Treviso, dato il cambio, entra per Treviso il numero 8 Riccardo Filippi, e il numero 4 Alessandro Basini. Out di poco di palla tutto Urban, ora il servizio
c'è il cambio per Gabriele Franzato. Pagliamento Vincente Pizzola, bello il gesto tecnico. Frazione pista allungata, il primo campo, altro cambio Urban, entra il numero 11, Leonardo Regola. Non lo vedo. Complimenti a queste due squadre che hanno raggiunto la finalissima di questo appuntamento numero 13. Un applauso per il gol improvviso. Eccoli qui, i vincitori di questa Coppa Veneto, il gol è imprevisto. Tra pochi minuti inizieremo con la cerimonia di premiazione. Sento di sicuro.
zaino. Mica. Adesso arrivo, zaino è là. Occhio. Sentate qua. Ora il tempo di allestire il campo per la cerimonia di premiazione tra pochi minuti vinceremo. Non toccate. Mettere da qualche parte. Non basta si spacca la carta, si sporca fino alle caviglie. Perso
dentro al volo perché in teoria dovevamo dargli il collegato alti. L'unico posto dove dovevo rimanere era là, non fatto mai. E sono stamattina non ho più Allora siamo pronti per l'inizio di questa premiazione, cerimonia di premiazione di questa Coppa Veneto. Partirei con un caloroso applauso per tutte le squadre protagoniste di questa Coppa Veneto alle 13. Questa cerimonia di premiazione saranno presenti l'assessore allo sport del Comune di Loria Manuel Saladin, sarà presente il presidente FIPAB Veneto Michele De Conti, il vicepresidente Domenico Piano, il consigliere regionale Giancarlo Moriello, il presidente del comitato territoriale di Vicenza Ilaria Giardi e il Gianpietro Zarco del comitato di Treviso Belluno. Allora cedo subito la parola all'assessore, lo accogliamo con un bel applauso, Manuel Saladin, l'assessore allo sport di Saluto. Il gioco fuori casa però come comune, ma giochi in casa per lo sport, l'assessore dello sport, mi sento veramente di ringraziare le 16 squadre che ci hanno regalato queste due bellissime e sane giornate di sport e di bellissimo volley. Complimenti ragazzi, bravi per il vostro agonismo, per la vostra bravura, per la vostra tenacia. Grazie mille e un grazie lo voglio fare perché ci tengo a tutte le società sportive che comunque seguono questi ragazzi. Io ho nel cuore una cosa, che lo sport sa educare. Grazie per queste società, per quello che fate, per la formazione che avete, per questo ambiente sano che ogni giorno date a questi ragazzi. Ne hanno bisogno perché nel mondo purtroppo hanno tante realtà di sport e brutte. Lo sport è l'unica isola sana, bella, di salvezza per questi ragazzi. Quindi complimenti anche a voi per quello che continuate a fare e anche voi ragazzi non mollate mai il volley e continuate come vi ho visto in questi giorni. Bravi! Grazie all'assessore Manuel Saladin. E ora abbiamo qui a fianco a me il presidente FIPAB Veneto Michele De Conti. Buonasera ragazzi, buonasera staff, buonasera famiglie. È la prima volta, logicamente, che seguo questa manifestazione dal primo set all'ultimo. E devo farvi i complimenti perché mi avete emozionato con la vostra educazione, complimenti alle famiglie, per il rispetto che avete tra di voi e soprattutto con la squadra avversaria. Non ho visto nessun gesto di stizza o di disprezzo verso l'avversario. Bravi agli staff, bravi a voi, continuate perché sono messaggi positivi per il mondo della pallavolo. Forse è l'età più giusta, no? Siamo nei 12-13 anni, è l'età più giusta, però veramente questa Coppa Veneto mi ha gonfiato il cuore. Adesso io volevo logicamente ringraziare le istituzioni, per cominciare il Comune di Loria, ringrazio il Comune di Pieve del Grappa, logicamente il mio comitato presente qui con il mio vicepresidente Domenico Piano e Giancarlo Vianello, Ilaria Giardi, il presidente di Vicenza, che credono in questo tipo di manifestazioni. Adesso vorrei fare una cosa un po' diversa dal solito, dopo magari qualcuno mi sgriderà perché non seguo proprio il protocollo. Vorrei qui con me il capitano, i 16 capitani delle squadre.
senza pestare il filo. Mettetevi, schierati tutti i 16, meravigliosi. Intanto ringraziamo anche la squadra degli arbitri, che era numerosissima, 15 di loro, bravissimi, grazie, vestiti bellissimi, perché si facciano l'esigenza, facendo il solo organizzato. Grazie veramente a tutti i giovani, e belli e importanti di sera. Allora ragazzi, solo un complimento, voi siete capitani, siete gli ambasciatori del volley maschile del Veneto. E io di questo vi ringrazio, perché vuol dire che i vostri allenatori, le vostre società, a voi hanno affidato un po' di responsabilità. Siete il front office, nel senso, siete quelli che andate a chiacchierare ogni tanto con i signori arbitri, ok? Che tenete calmi i vostri compagni, che li responsabilizzate, e perciò io ho deciso che voi 16 capitani siete gli ambasciatori del volley under practice del Veneto. E vi lascerò un piccolo omaggio. È il calendario ormai è storico, viene fatto da più di 20 anni qui nel Veneto, così intanto che studi ogni tanto buttate l'occhio anche in qualche azione di pallavolo dei più grandicelli di voi. Grazie capitani e poi continueremo a ritornare. Ed eccoli qua, bellissimi, i capitani! Con il nostro presidente. Bravi ragazzi, in bocca al lupo, in bocca al lupo. E non dimenticavo serene festività con i vostri ragazzi e con i vostri familiari. Buon Natale a tutti voi. Bene, allora abbiamo sentito prima dalle parole del Presidente che uno degli ruoli dei capitani è anche quello di andare ogni tanto a parlare con gli arbitri, e quindi direi che possiamo iniziare questa cerimonia di premiazione premiando proprio gli arbitri, quindi potete venire, verranno premiati dal vicepresidente Domenico Piano e dal consigliere Giancarlo Pianello, quindi ecco il premio, un bel applauso per gli arbitri di questa Coppa Veneto. Ed era il premio da Michele Zecchin, delegato Serie A arbitri. Ecco qua Michele Zecchin, delegato Serie A degli arbitri, che consegna il premio. Ancora un applauso per gli arbitri. Ecco il gruppo quindi degli arbitri che hanno diretto tutte le gare di questa Coppa Veneto, premiato ancora una volta il team delegato Serie A. Bene, dopo gli arbitri possiamo
iniziare con la premiazione delle 16 squadre. Gianpietro Zardo e Italia Gianni andiamo a premiare la 16ª classificata. L'applauso per Olimpia Fulgor Zanè. Eccoli qui ragazzi del Olimpia Fulgor Zanè. Naturalmente anche per loro ricordo quando si possono preparare i 15esimi classificati del Pool Penalti Costa, saranno i prossimi a ricevere il premio. I 16esimi, ancora l'applauso, Olimpia Fulgor Zanè, rimangono a premiare l'area Gianni e dal consigliere in Paolo Gianpietro Zardo, rimangono loro due per premiare i 15esimi Pool Penalti Costa. Eccoli qua ragazzi, in tutta più 15esimi classificati. I prossimi saranno ricordiamo che il regalo avete delle magliette personalizzate ragazzi, ricordo di questa edizione. Ancora per questa sessione immagino sempre a premiare qualcuno di Zaretto e di Cosmo. Stanno arrivando i ragazzi 14esimi del Cosmos. Eccoli ragazzi, Cosmos e 14esimi classificati e proseguiremo dopo con la squadra che era al 13esimo posto. Tanto ancora l'applauso per Cosmos. Domenico Piano e Giancarlo Pianello invece premiano adesso la 13esima squadra. Ecco i PP Saccheria Piave, ecco l'applauso per loro, 15 Saccheria Piave, piano piano saliamo in questa classifica, queste fantastiche 16 squadre. Foto ricordo naturalmente anche per loro i 15esimi classificati. Saccheria Piave. Il nostro vicepresidente, il nostro consigliere Pianello rimangono a premiare i 12esimi classificati. Arrivano in loro classici colori nero-gialli i ragazzi della Pallavolo Massanzago.
di Massanzaro. Dodicesimi classificati. Ancora l'applauso per Valgoro Massanzaro, loro abbiamo l'assessore con noi per premiare per i classificati 11esimi Montecchio Volley. 11esimi classificati di questa Coppa Veneto. Allora, intanto invito le squadre che intanto sono state premiate, anche perché dopo faremo una foto tutti insieme, potete indossare ragazzi le magliette che troverete nel premio che vi è stato dato, grazie intanto all'assessore. Richiamo Ilaria Gianni, presidente del comitato territoriale di Vicenza, che premia i 10 classificati BMI di Vallan Campocassero Volley. Ragazzi, potete pure indossare le magliette, così dopo faremo una foto a conclusione di questa giornata tutti insieme. Ed è il momento di celebrare i 10 classificati Campodarselo, 10 classificati. Ilaria rimane pure lei che premiamo per il lavoro, la mano del presidente, assessore, per premiare la d'altronde delle tante squadre. È un grandissimo piacere vedervi tutti qui ragazzi insieme. Eccoli che hanno già raggiunto la zona della premiazione, i ragazzi della Piave. Chiamiamo l'assessore, intanto il Gianpietro Zara, se si possono preparare per premiare la squadra dell'ottavo posto, quelli che si alzano, i ragazzi della squadra dall'altissima tradizione Veneto, Fiore Padova. Ecco i premiati. Bravi ragazzi. Ottavi classificati in Fiore e Padova. Rimane qua a premiare anche la prossima squadra. Rimaniamo nel territorio di Padova perché settimi classificati Valsugana Volley Padova. Altra squadra della grande tradizione di Padova, Valsugana, bravi a raggiungere la settimo posto in questa Coppa Veneto del 13 maschile per Valsugana Volley.
Rimaniamo a Padova, ma questa volta in provincia, chiediamo ancora l'assessore, approfittiamo un po' della presenza dell'assessore e del consigliere per premiare, dicevamo, questa volta in provincia il Monselice Volley 86. Bravi ragazzi, invitiamo Giancarlo Vianello a premiare i quinti classificati Eagle Metalon. Ecco i ragazzi in Tagliarena. Davvero uno spettacolo ragazzi, vedere ispirati, susseguirsi queste grandi rappresentative del volley del futuro, giovani promesse. Auguriamo naturalmente a tutti un grandissimo in bocca al lupo. Ecco, i classificati e ora l'assessore Manuel Saladin e i vari aggiornati premieranno i quarti classificati, quindi entriamo nella fase calda, quarti classificati Volley Team. Appena fuori dal podio, quindi sfiorato il podio per Volley Team, quarti classificati. Complimenti anche a voi ragazzi, perché su 16 squadre essersi aggiuntati alla quarta posizione è un risultato assolutamente positivo. Quindi Wave Volley Team, voto anche per loro. E ancora l'applauso del Palasport. Giancarlo Vianello, ancora consigliere regionale, premia i terzi classificati a volley Schio. Eccoli qua i terzi classificati, podio per la squadra vicentina, questa volta volley Schio. Ancora a seguire le istruzioni del nostro fotografo Christian. Terzi classificati a volley Schio. E ora abbiamo visto il protagonista di questa finale, il nostro vicepresidente Domenico Piano si prepara a premiare la seconda classificata. Il super applauso per Urban Volley. Secondi classificati Urban Volley. E ora il nostro presidente FIPAB Veneto, Michele De Conti, è pronto a premiare
adesso il campione il mercato applauso. Bravi ragazzi. E allora ragazzi, adesso collegamento indossate, venite tutti qua che facciamo una foto conclusiva per ricordare questa edizione 2025 della Coppa Veneto. Naturalmente auguriamo a voi e alle vostre famiglie buone feste, buon Natale e soprattutto un 2026 ricco di soddisfazioni nei vostri rispettivi campionati, al di là, lo dico sempre, del piazzamento raggiunto. Avete regalato emozioni e divertimento ai vostri genitori ed appassionati di questo fantastico sport, e quindi grazie a tutti e ancora un bel applauso per queste 16 fantastiche protagoniste. I nostri arbitri per la foto. Ringrazio davvero tutti e auguriamo una buona continuazione di serata e ci vedremo con i prossimi appassionati appuntamenti con FIFA del Veneto. Ricordo ancora una volta, potrete andare a rivedere foto, immagini, tutti i momenti più belli sui nostri canali social. Buona serata e buona continuazione a tutti. Dai che scampò subito prima che...